Adesso ci sarebbe dovuto essere una relazione che proprio ha la sua logica conclusiva, che è quella di Benedetto Meloni, che non è potuto venire per motivi familiari, mentre che avrebbe fatto il possibile, ma mi sembra che la sua relazione comunicata locale tra tradizione e modernità possa essere l'oggetto di un nostro confronto. E mi permetto quindi io di introdurre il tema alla luce delle tre relazioni. Le chiavi per entrare nel villaggio Raffaele VI. Ecco, io vorrei chiedergli cosa è successo dopo che è esplosa la sua macchina. Salta la macchina, lui risponde dal leader di comunità. Risponde dal leader di comunità, cioè affronta la comunità proponendogli un passaggio culturale. Ma vorrei un po' la sua interpretazione del salto della macchina, del fatto, della spiegazione che si è dato, se è riuscito a sapere chi l'ha messa e perché l'ha messa. Perché io stasera, parlando con Lucia Piga, che rientra da Fonni dove sta svolgendo il seminario internazionale dell'Erasmus, avanti ieri notte vicino al convento dove si svolgeva il seminario è saltato un bar e loro, la sua opinione, quello che si dice, è che si sa in paese chi l'ha messo. Qual è il meccanismo, la chiave per capire questo? Andiamo avanti. Ecco, è proprio vero, Raffaele VI parlava molto, ha insistito molto sul rimando, sul tramandare la tradizione. Ecco, nel mio paese uno dei temi più drammatici che io vedo, per quello che capisco del mio paese, è l'interruzione del rapporto tra adulti e giovani. C'è una particolare frustrazione degli adulti maschi rispetto all'educazione dei figli. C'è un senso di inutilità, una rinuncia, mentre la donna che tradizionalmente gestiva il rapporto sociale rispetto al mondo agropastorale è riuscito a tenere il ritmo coi figli e ha giocato la carta di seguire i figli e soprattutto le figlie nella modernizzazione, anzi si identifica con le figlie nella sua opera di liberazione. Il caso dei maschi è una frustrazione veramente profonda. C'è un dissenso rispetto a quello che fanno i figli, ma c'è un soffrire silenzioso e soprattutto c'è la rinuncia al fatto che valga qualcosa lasciare di sé ai figli. Questo è quello che io vedo come problema nel mio paese. Arzana magari e invece il leader di comunità hanno trovato un'azione positiva per interrompere questa interruzione, per continuare il flusso. Ecco, il futuro della comunità. A me sembra che nello scontro tra modernità e tradizione la modernità sia destinata a vincere. È solo questione di tempo, ma arriverà. Per un processo curioso che vediamo da sempre, che potrei definire il processo del paganesimo, per cui nei pagus, nei villaggi tutto arriva più tardi, ogni conversione arriva più tardi e sono sempre in ritardo rispetto a quello che succede nella polis, nella civitas. E noi rischiamo che i paesi si ritrovino a percorrere il peggio delle città senza averne gli approcci migliori. E comunque io non posso non essere d'accordo su un dato, che oggi la comunità tradizionale non regge senza un'azione sociale. Cioè oggi la comunità è l'ipotesi di una nuova costruzione sociale, soprattutto in Sardegna. In una Sardegna dove abbiamo queste derivate di violenza, dove abbiamo una continua proposizione dall'esterno, perché non c'è solo il negativo del moderno che arriva nei paesi, arrivano le ipotesi dello Stato, arrivano tutte le agenzie sociali che fanno proposte che non sempre in accordo con il trend del paese, non sempre rispettoso, anzi quasi mai rispettoso. Ecco, per cui solo un'ipotesi di azione, no, di intervento sociologico, politico nel senso migliore della parola, può servire a farci capire in maggiore profondità quello che avviene nei nostri paesi, ma anche a evitarne le derive in cui potrebbero arrivare.
In questo senso la multiculturalità nell'accezione che le dava Lucia Piga ha un senso. Nel senso, la multiculturalità, il confronto permette una identità in positivo, che invece la decadenza sì che simpliciter delle comunità tradizionali porterebbe a azioni di tipo reattivo, risentite, violente, ma in sostanza non costruttive. Mi ricordo che nel 75 andai a trovare un mio amico prete a Ula Tirso e trovai questo prete distrutto moralmente perché in un paese che già allora si stava spopolando, quella notte avevano sgarretato l'ultimo mandria di mucche, quello che dava il latte ai bambini del paese. Cioè in questa logica di uccisione reciproca che succede negli animali in estinzione, no? Nelle profonde decadenze, si arrivava a fenomeni che Pintore chiamerebbe di autofagia, no? Così tipiche in alcune situazioni. Mentre invece, ecco, questa azione, ecco, se avessi dovuto fare uno schema per affrontare il tema, avrei percorso questi 4 o 5 punti. E in realtà sto facendo la stessa cosa chiedendo a voi, se volete, di intervenire su questo. Ma mi interesserebbe molto, no? Se è giusto l'ipotesi che la comunità oggi tradizionale non regge se non come pezzo, come elementi positivi di una nuova costruzione sociale, in cui ci sono alcuni elementi da rafforzare, altri elementi da trascurare, comunque è un'ipotesi di intervento, allora com'è che la cosa può funzionare? Sarebbe interessante entrare più all'interno di una positiva ipotesi che si riflette nello scritto di Raffaele. Ecco, poi andare a vedere nell'ipotesi più moderna di Ezioni che cosa significa l'agire concreto di Ezioni. Opera nelle grandi città degli States o nelle piccole comunità? Come sono collegati tra loro? In che modo il movimento neocomunitario sta agendo fuori degli States e in Italia, visto che passa soprattutto attraverso le organizzazioni dei sociologi? A Lucia, ecco, lo scoppio della bomba a Fonni, che risonanza ha avuto nel rapporto tra questo gruppo di studenti, di partecipanti che vengono dall'esterno e la comunità locale? E viene considerata come un episodio marginale da mettere da parte, da nascondere, dire siamo i soliti ignoti più o meno fessi, o entra in una logica di discorso che voi avete fatto? Ma le cose che diceva Salvatore sulla comunità che per sopravvivere e per svilupparsi, non solo sopravvivere, penso che tu volessi dire, ecco, ha bisogno di azione sociale e questo mi sembra un punto importante perché a differenza di quello che potrebbe essere la dimensione tradizionale della solidarietà, del villaggio, ecco, quando noi parliamo di comunità e attualmente si assiste a un rifiorire degli studi di comunità e, come dice Remo, anche dei movimenti di tipo comunitario che infatti si chiamano neocomunitari, ecco, è importante capire quanto la comunità oggi debba essere una costruzione sociale, cioè non possa essere interpretata residualmente come quello che ci resta anche in modo decadente e forse anche in modo incontrollato, perché se la cultura resta un fatto reattivo, ecco, e allora in quei casi che può diventare molto violenta come insomma di chi è ferito e restituisce colpi all'impazzata. È chiaro che questa ferita c'è nella nostra cultura. Ed è altrettanto chiaro, secondo me, che spesso non abbiamo gli strumenti di comunicazione, di dialogo e di interculturalità. Ecco, io insisto perché si ragioni su questo termine, cioè sulla possibilità di sentire la comunità come l'appartenenza a un qualcosa di più vasto che non il proprio territorio. Perché se noi pensiamo appunto alla questione migratoria, ma pensiamola anche come emigrati di ritorno, per esempio, e tutti noi conosciamo il ruolo che gli emigrati di ritorno hanno
nella costruzione di nuove realtà quando rientrano nel loro villaggio. Anche questa sarebbe una dimensione da analizzare nel villaggio, cioè il ruolo apportato dagli emigrati di ritorno. Ecco, è importante pensare alla comunità come costruzione, quindi come costruzione sociale e come costruzione interculturale, per superare quella cultura autofagica, secondo Pintori, citato da Salvatore poco fa. Ecco, qualche riflessione su quello che abbiamo cercato di fare con questo seminario. Mi sono dimenticata di dirvi il titolo, che anche questo vuole essere significativo, simbolico. Tessiduras de culturas, questo è il titolo del nostro seminario. Ecco, questo seminario è stato, diciamo, la spensieratezza in qualche modo di questi studenti che tutte le sere andavano al bar dopo cena per rompere un po' insomma, la pesantezza dei lavori, anche la monotonia del convento. Ecco, tutte le sere andavano a questo bar esattamente davanti al convento che si chiama, la cosa è molto ironica, si chiama Bar Europa. Ecco, questa bomba piazzata nel Bar Europa, che è esplosa nella notte in un modo spaventoso, ecco, questa bomba poi la notte ha svegliato poche persone, me e altre 2 persone. Una di queste era terrorizzata all'idea che gli odi tra le persone possano arrivare a tanto, alla distruzione. Effettivamente, quando questo accade a 50 metri dal posto dove voi state dormendo, certo, la prima cosa che pensate quando l'esplosione finisce con il tintinnio dei vetri, pensate sono viva. Poi pensate, ma forse era sotto la mia macchina. E si pensa che comunque c'è qualcosa di importante che è la vita. E lo sappiamo che le bombe le mettono alle cose e non alle persone. E questo è già perché in qualche modo conosciamo questa cultura della violenza, in qualche modo, togliamo il termine cultura, conosciamo queste azioni violente. Però continua a sorprenderci tantissimo. Devo dire che non si sono alzati in molti e l'indomani mattina alcuni commentavano con la stessa spensieratezza: e stanotte in che bar andiamo? E questo è anche un pochino il segno di una certa assuefazione da parte dei nostri, che stupisce, comunque fa riflettere, perché qualcuno ha detto stanotte dove andiamo? Cioè ci si può anche scherzare evidentemente su queste cose perché si digeriscono. Qualcun altro ha detto ma tanto qua una volta al mese succedono cose di questo genere. Insomma, in realtà non c'era molta sorpresa. La sorpresa invece è un'altra, ossia il contatto con tutti questi colleghi europei ci costringe a riflettere. Cioè io ho dovuto convincere questo collega portoghese di un qualcosa su cui anch'io non so dare delle risposte, cioè voleva sapere come mai noi non usiamo la nostra lingua. Come mai noi non parliamo il sardo? Come mai noi non abbiamo fatto del sardo un modo per costruire il nostro senso dell'esistenza? Come mai noi non esprimiamo le nostre istituzioni, la nostra quotidianità, la nostra ufficialità, non la esprimiamo in sardo? Ecco, è stato un po' difficile spiegare perché questo non accade a chi pone delle domande in modo molto, molto puro, diciamo, cioè domande di tipo conoscitivo, ossia non conoscono la Sardegna e si pongono certi perché, laddove noi non ce li poniamo più, magari. Ecco che allora ricostruire la comunità, cioè interpretare la comunità in un senso nuovo, e questo nuovo per me vuol dire in senso comparativo, cioè accettare le domande degli altri.
e capire anche cosa hanno fatto gli altri nelle loro situazioni. Ecco, questa potrebbe essere per noi una provocazione che ci aiuta a ripensare alla comunità, non come un qualche cosa di arcaico, ma un qualche cosa in cui si riproducono certi presupposti culturali che in forma sotterranea restano sempre nella nostra visione del mondo, nella nostra cultura, ecco, anche se magari sono carsici, sono sotterranei, non sono formalizzati, non si esprimono in modo esplicito, sono impliciti più delle volte, però noi abbiamo degli elementi per ricostruire le nostre comunità in un senso accogliente, ecco in che senso l'interculturalità. E questo poi mi induce anche a porre una domanda, non so, approfitto del microfono per porre una domanda al dottor Sesto, ossia se questo ruolo positivo dato agli anziani davvero si traduce in una possibilità di riproduzione sociale che passa attraverso i giovani, ossia esiste un nesso significativo tra giovani e anziani per cui davvero ci siano delle consegne che dense di futuro e che implichino l'idea di coltivare le generazioni future non secondo quell'amarezza di chi non ha più niente da comunicare, ma davvero con la presenza di giovani che vogliano recepire le cose che gli anziani hanno da dire. Dirò proprio, della mia voce, poi ho bisogno di poco microfono, che la cosa che mi ha colpito di più dell'intervento di Salvatore è che ha detto la modernità prima o poi vincerà. E sicuramente è vero, è scritto nelle cose, voglio dire, no? E dobbiamo per forza andare avanti verso il moderno, bisogna che questo moderno non ci si abbatta sopra. Allora noi dobbiamo gestire la modernità, questo è quello che secondo me dobbiamo fare. Vi dirò che stavo pensando a questo questi giorni scorsi vedendo per altri motivi una fotografia aerea e poi la pianta dell'antico villaggio di Ruinas, è il villaggio più alto della Sardegna, sta a 1300 metri sul Gennargentu, e una giovane studiosa alzanese ha fatto una tesi di archeologia su questo e ha riprodotto la pianta su una fotografia aerea. Stranamente c'erano attenzione, questo è un villaggio che aveva 200-300 capanne, quindi già doveva essere un grande villaggio nuragico, no? Però era costruito in modo tale che avendo al centro una torre che poteva essere la reggia o addirittura la prigione del villaggio, aveva tutta quanta attorno dei nuclei di capanne che erano collegati tra di loro da un muretto e al centro di ogni nucleo c'era una piazza. Allora, vedete, una delle malattie che io curo più spesso ormai come medico è proprio una cosa che si chiama agorafobia, è una sindrome psichiatrica che dà paura della gente, paura del luogo affollato, paura in pratica della piazza dove c'è gente. Allora secondo me tutto quanto deve tornare lì. E se voi ci fate caso, al centro della vecchia casa sarda c'era Suvogili. Suvogili è un quadrato di pietra dove si fa il fuoco e quindi la gente è costretta a stare attorno al fuoco. La gente, una persona vede chi c'è di fronte ed è quasi costretto a parlare con chi ha di fronte. Al centro di queste capanne, come dicevo a Ruinas, c'è una piazza. In piazza bisogna andare, perché dalle capanne l'uscita, l'ingresso, ma l'uscita dalla capanna era sulla piazza, dove ci si doveva per forza incontrare. Allora basterebbe fare questo, basterebbe tornare alla piazza, tornare a Suvogili, tornare alla vita di comunità comunque, ed è quello che si è perso in città adesso. E a quel punto tutto il resto diventa conseguente. Cioè, a quel punto ha senso la lingua, perché la lingua ci serve per comunicare, se noi riusciamo a comunicare bene con i nostri vicini, il più delle volte lo facciamo in sardo, voglio dire, ci stiamo perdendo anche questo. A quel punto ha senso anche il ruolo dell'anziano, che seduto al centro della piazza racconta la sua vita. Ed è una cosa importantissima. Guardate che, siccome io mi sono reso conto che stavamo perdendo completamente questo anche nel paese, dove non c'era più l'abitudine di scendere d'estate in Suiginau, sedersi e semplicemente spettegolare. Era una cosa bellissima, voglio dire.
dire, non si faceva più. E adesso c'è il traffico dei motorini che interrompe tutto, ecco, anche da noi, voglio dire. E allora a quel punto qui l'anziano che racconta non ha più senso, mentre non molti anni fa in una piazza del paese, che volutamente hanno rifatto proprio così, come piazza greca comunque, voglio dire, no? C'era il vecchio con la barba che sapeva leggere e gli altri che non sapevano leggere, allora lui prendeva il giornale e leggeva, e gli altri ascoltavano. Questo poteva dire le fesserie più grandi di questo mondo, ma lo ascoltavano. Ora quello non c'è più, dobbiamo ricostruire quello. Per ricostruire quello, la prima cosa che dovevamo fare nel nostro paese era semplicemente quello di far capire che ancora c'è una memoria storica del paese che va salvaguardata, che va protetta e che va valorizzata. Dico due cose, altrimenti poi finisce che poi parlo troppo, io sono un gran chiacchierone, lo sapete. Dico due cose sul disagio a cui alludeva Salvatore. Forse questo non lo abbiamo avvertito nella misura in cui l'ha avvertito lui. Il disagio da noi purtroppo è un disagio femminile. La società dei piccoli nuclei dell'interno della Sardegna era una società matriarcale. L'uomo stava in campagna, l'uomo portava a casa il formaggio, portava a casa i soldi, in poche parole, ma chi gestiva il tutto era la donna. Una volta che l'uomo ha smesso di stare in campagna e tornare una volta ogni tanto a casa e ha riassunto il suo ruolo di capofamiglia, è venuto meno quel ruolo importante delle donne, e io ho avuto una generazione di donne che purtroppo si è data all'alcol. Allora l'alcolismo da noi, nei paesi dell'interno, attenzione, questa non è una cosa soltanto del mio paese, è una cosa dell'interno, perché poi ho indagato su questo, è soprattutto un alcolismo femminile deconfinato in una fascia di età che era quella della donna che aveva perso il suo ruolo nella famiglia, perché mentre non c'è assolutamente nelle giovani generazioni, vi dirò che tranne alcuni casi, ad esempio ad Arsala non c'è un alcolizzato, voglio dire, maschio, se non in casi eccezionali. Io ho avuto per un lungo periodo di tempo, quando sono arrivato a lavorare nel mio paese, numerosi casi di alcolismo femminile, ed erano, guarda caso, donne di quella fascia di età che avevano perso quel ruolo. Questa è una cosa sulla quale si potrebbe comunque indagare. Arriviamo alla bomba, che poi è la cosa che ha smosso il discorso. Come interpretare quel gesto in quel periodo del mio paese, in quel periodo storico e politico del mio paese? Probabilmente, attenzione che poi, ripeto, non è stare neanche ad indagare, però uno deve astrarre, deve cercare di capire perché. Probabilmente semplicemente è stato il gesto di un folle che però voleva far capire una cosa, che non c'erano intoccabili, che chiunque fosse, qualunque cosa facesse, poteva comunque essere colpito. Questa è una chiave di lettura. Quando in un paese si perdono, poi in un paese piccolo si perdono i punti di riferimento, allora qualunque gesto, compreso quello che non aveva nessuna giustificazione, poteva succedere. Questo è quello che io ho astratto a distanza di anni da questa cosa qui. Anch'io, ecco, volevo riprendere un po' da quanto diceva Salvatore, insomma, sullo scontro fra modernità e tradizione, il fatto che la modernità in qualche modo è destinata a vincere. Insomma, ecco, per certi versi però penso, forse non mi è chiara ancora l'esito finale di questo scontro. Insomma, ecco, nel senso che la modernità mi sembra sempre più ricca di contraddizioni, insomma, no? Talvolta di contraddizioni la vedo molto combattuta al suo interno, con delle crisi più interne, più che degli attacchi che gli provengono dalla tradizione. Cioè non è la tradizione che riesce a frenare la modernità, ma è la modernità che entra in crisi per meccanismi suoi interni, insomma, no? Cioè i meccanismi su cui si fonda in realtà non sono in grado di garantirgli una vita lunga, insomma, no? Nel senso che la modernità, vuol dire appunto il capitalismo che noi conosciamo, che porta una globalizzazione di cui la crisi è evidente a tutti, insomma, no? In cui ne è abbastanza. Vediamo anche le contraddizioni ambientali, insomma, no? In cui è chiaro che questo modello economico non è sostenibile, insomma, no, dall'ambiente, insomma, no, non so per quanti anni potremmo continuare, a non modificarlo per tener conto, veramente di problemi ambientali che stanno diventando crescenti, insomma, no? Cioè oramai, insomma, che il tempo sia cambiato, insomma, su aspetti non secondari, insomma, è qualcosa di evidente a tutti, insomma, non sono delle
cioè dà l'idea insomma, di una crisi che insomma, protratta per lungo tempo potrebbe portare delle contraddizioni, dei problemi ambientali profondi. Insomma. Ecco, è ugualmente diciamo, una crisi interna che proviene dal sociale, insomma, no? C'è un sociale che sempre di più diventa problematico, insomma, no? Cioè abbiamo visto tossicodipendenza, abbiamo visto problemi di sicurezza, abbiamo visto diciamo, il fatto che abbiamo sempre di più un sociale che ci preoccupa, insomma, no? Nel senso che oramai siamo sempre di più costretti ad assumere degli stili di vita prudenti, diciamo, per vivere bene. Dobbiamo, diciamo, io conosco la realtà cagliaritana, insomma, nel senso quindi dobbiamo diciamo, sbarrare le nostre case, diciamo, dobbiamo chiuderci dentro con molta attenzione, insomma, le nostre macchine dobbiamo ugualmente diciamo, mettere degli antifurti sempre più diciamo, evoluti, nel senso che abbiamo un mondo diciamo, sociale che tenta sempre di più diciamo, di entrare violentemente dopo che è stato escluso. Insomma. Quindi ci sono tutte queste tendenze forti insomma, che pongono in crisi la modernità. È una modernità che ha sempre di più una crisi diciamo, quasi motivazionale, insomma, no? Cioè gli individui sono sempre di più portati a consumare piuttosto che a produrre diciamo, dei beni che poi consentono diciamo, alla società di sopravvivere. Insomma, no? C'è un individualismo troppo spinto insomma, che alla fine diciamo, mette in crisi la stessa logica capitalistica che prevede diciamo, l'individualismo, però lo vede in qualche modo regolato. Insomma, no? Nel momento in cui non riesce più a regolare gli individui, insomma, allora è chiaro che la società tende un po' a frammentarsi, insomma, no? Tende a diventare troppo conflittuale, insomma, no? Cioè, vuol dire, tutto è basato su degli accordi, insomma, no? La stessa vita economica è basata su accordi contrattuali, insomma, no? Cioè, non è che è basata sulla conflittualità estesa, è basata sul riconoscimento, sulla condivisione di regole comuni, insomma, ecco. Quindi se queste non ci sono è difficile poi pensare che la vita economica ne possa avere solo vantaggi, insomma. Quindi voglio dire, le contraddizioni sono forti della modernità, non sono dal fatto che la tradizione riesca in qualche maniera a frenarla, diciamo, però insomma in realtà non funziona la modernità così come la intendiamo, insomma io penso che questo sia il... Ecco, c'è quindi questa una riscoperta della comunità, insomma, no? Questo è un fatto oramai che leggiamo dovunque, insomma, ecco. Se voi volete sapere, diciamo, tutto quello, essere aggiornati sul mondo della cooperazione sociale, del volontariato, dovete leggere Il Sole 24 Ore, no? Che è un giornale economico, insomma, no? Un giornale, diciamo, della Confindustria, non so se ancora la proprietà sia quella, diciamo. Perché? Nella sostanza perché la comunità risolve tanti problemi economici, insomma, no? Perché diciamo, certe cose devono essere garantite dallo Stato? No, deve essere la comunità che autonomamente produce queste cose. Ecco, questa è la comunità che viene intesa dalla destra economica, insomma, no? Cioè bisogna valorizzare la comunità così finalmente tutta una serie di risorse che lo Stato destinava alla comunità possono essere destinate invece a scopi produttivi, insomma. Quindi riscopriamo la comunità, insomma, pensiamo che la famiglia in realtà è in grado di affrontare autonomamente i propri problemi, perché insomma li volete abituare alla dipendenza dai servizi sociali, dallo Stato, no, bisogna riscoprire la comunità. Ecco, questa è la comunità che pensano, diciamo, chi invece persegue delle logiche economiche. Però c'è anche un'altra comunità, che è quella in fondo a cui pensiamo noi, insomma, che è una comunità che esiste ma come costruzione dell'individuo, che è il prodotto di un impegno sociale, insomma, nel momento che è il prodotto di persone che non badano solo al proprio interesse, ma incominciano a ragionare in termini collettivi, insomma, no? Cioè, voglio dire, il dottor Sestu fa il medico, insomma, ma fa qualcosa di più, vuol dire, o forse diciamo, lo fa in maniera più compiuta, insomma, ecco, ma voglio dire, anch'io diciamo, nel mio piccolo cerco di fare qualcosa di più, diciamo, del dipendente pubblico, insomma, nel senso che i miei obblighi di ruolo oramai sono evanescenti, insomma, io praticamente potrei fare pochissimo e ricevo allo stesso modo lo stipendio, ricevere solo gli avanzamenti di carriera che poi alla fine arrivano sempre, diciamo. Però ecco, ci si pone il problema di fare qualcosa, di qualcosa in più, insomma. Ecco, allora questa comunità nasce dal fatto di persone che incominciano a pensare al bene collettivo, che cominciano a dire, beh, ma insomma è pensabile che tutti quanti non facciamo altro che pensare a noi stessi, alla nostra crescita, insomma, trascurando completamente ciò che
ciò che ci sta attorno, insomma, quindi vuol dire, questa è l'idea, insomma, di una comunità che nasce dall'impegno sociale di individui, insomma, no, ma non eroico, insomma, no? Sono piccole cose, basta fare bene le piccole cose che ci attribuiscono, insomma, no? Cioè, basta far bene i genitori, insomma, no? Ponendosi il problema di educare i nostri figli, non solo, diciamo, di dargli, diciamo, dei beni economici di cui oramai bene o male disponiamo un po' tutti, basta far bene, diciamo, il maestro, basta far bene il professore, basta far bene qualsiasi professione, insomma, farla bene, così si costruisce la comunità, non ci vuole nulla di eroico, niente di straordinario, insomma, è una, diciamo, una comunità che nasce da comportamenti appropriati di vita quotidiana, insomma, in cui oltre che ognuno di noi ha interesse, oltre che al proprio, diciamo, vada oltre che al proprio interesse, vada all'interesse anche un pochettino più ampio, diciamo. Ecco, quindi così si costruisce la comunità, ed è una comunità che sempre di più si costruisce all'interno, insomma, no? Cioè, all'interno, ecco, io diciamo, apprezzavo appunto il discorso del dottor Sesti, in quanto voglio dire, bisogna entrare in una comunità, insomma, no? Cioè, oramai non esiste nessun ambito sociale che può essere trasformato dall'esterno. Cioè, questo è un fatto oramai, diciamo, in cui alcuni sociologi importanti, insomma, no, ci dicono, beh, non esiste la possibilità di trasformazione eteronoma, diciamo, no? Cioè, io non posso arrivare dall'esterno e trasformare una qualsiasi realtà, perché quella realtà ha sempre le possibilità per fronteggiare i miei tentativi di cambiamento e, diciamo, e proporre, diciamo, degli sbarramenti, insomma. Allora, io devo, le trasformazioni nascono dall'interno, cioè prima io mi devo far riconoscere dentro e poi da dentro posso in qualche maniera produrre dei cambiamenti, insomma. Io non posso, diciamo, pensare di mutare, diciamo, il ruolo, diciamo, ciò che accade in un ospedale, insomma, come sociologo, insomma, non lo posso fare se non vengo riconosciuto come tale, come componente di quella comunità ospedaliera, insomma, no? Cioè, lo può fare molto di più un medico, insomma, che è riconosciuto come tale, che è legittimato come soggetto, insomma, no? Ma nessuno può pensare di cambiare, diciamo, le regole di una vita ospedaliera attraverso una legge, insomma, no? Perché se questa legge non è condivisa, diciamo, tutti hanno la possibilità poi di sminuirla, diciamo, di cambiarla, di cambiarne destinazione, di applicarne solo le parti che poi in realtà sono convenienti, insomma, no? Cioè, tutto deve nascere dall'interno, insomma, quindi le chiavi della comunità si trovano, diciamo, nel farsi accettare dall'interno, mantenendo fermi la propria strategia, insomma, però farsi accettare, entrare dentro, insomma, e poi pian piano, insomma, modificarne i ritmi, modificarne, diciamo, gli obiettivi. Però nei paesi, voi ci fate caso, ci sono dei cicli, dei periodi, no? Che improvvisamente si concludono. Faccio un esempio, Tertenia alcuni anni fa, per un periodo di alcuni mesi, è stata sconvolta da una serie continua di attentati. A Tertenia da 2 anni non succede assolutamente niente. Perché? C'è poi un motivo di fondo che io ho provato ad analizzare. In gran parte dei paesi, ciao Maria, arrivederci, buon viaggio, figurati, buon viaggio. Sì, un motivo può essere ricercato nel fatto che in alcuni periodi storici, in determinati centri della Sardegna, si perde il concetto di guida. Per essere ancora più pratico, come lo sono io, voglio dire, ci sono dei casi nei quali la guida del paese non c'è, o se c'è è una pessima guida. Questo autorizza una spirale di violenza che il più delle volte si esaurisce con la rimozione della causa. Questo è quello che io ho notato in questi ultimi 10-15 anni in gran parte dei centri del Nuorese. Allora, tutto sommato bastava ristabilire un corretto rapporto tra guida, tra virgolette, che non vuol dire sindaco, tra guida del paese e il resto del paese. Ed è una cosa importante. Poi adesso peccato che sia andata via, però per quanto riguarda Fonni, voglio dire, attenzione, che anche Fonni 10 anni fa, no, ha vissuto un periodo in cui c'era una bomba per notte. Se volete vi racconto un episodio che può essere simpatico nella sua tragedia, voglio dire. Un mio amico che fa l'informatore farmaceutico è capitato in un ambulatorio dove c'erano delle vecchiette che discutevano tra di loro sull'ultimo omicidio che era successo la sera prima. E dice, una di queste seriamente diceva, ma non si ammazza così una persona, prima gli si mette una bomba. Ha detto, cioè, attenzione che se questa è la mentalità, voglio dire, no? E questo è un discorso serio, sapete, non... evidentemente in quel periodo si faceva così.